Buonasera a tutti. Cominciamo allora. Il pomeriggio di oggi sarà dedicato a comprendere la genesi di questi edifici, i martiria, che danno voce, in pratica architettonica, al culto dei primi secoli del cristianesimo. La copertina che ho pensato per questa sera cerca di tenere insieme quelle che sono i temi progettuali che affronteremo. Da un lato, a destra, due edifici a pianta centrale che in modo diverso sono una risposta al tema dei martiria. Sulla sinistra un disegno di Giovanni Battista Piranesi. Piranesi è un architetto veneziano del Settecento, profondo conoscitore dell'architettura antica e anche eccellente incisore. La tavola che vediamo a sinistra proprio è un'incisione sua di un mausoleo imperiale. Un mausoleo imperiale a pianta centrale, vedete, magniloquente, oltre che straordinariamente grande. Lo si intuisce osservando alla base dell'incisione gli omini che stanno salendo le scale del mausoleo, sollevato su un altissimo basamento e poi definito nel suo primo registro con delle colonne libere. Non si può prescindere dall'architettura romana, andremo anche più indietro all'architettura micenea e greca, per poter comprendere le scelte che faranno i primi cristiani per dare corpo a questi luoghi sacri. E il passo che facciamo indietro è proprio, torniamo in Grecia. Abbiamo avuto occasione di vedere, per chi ha partecipato, l'evoluzione del Tempio greco e abbiamo visto come il Tempio greco si definisce con una cella, è definito da una cella, un naos, e una peristasi di colonne. I templi si possono classificare a seconda del numero di peristasi ed anche in base al numero di colonne libere che ne scandiscono il fronte. Quindi il tempio che vedete in rosso è un tempio periptero, perché le colonne libere lo circondano integralmente, ed è anche esastilo, perché il fronte è scandito da 6 colonne libere. Ma tra le varie tipologie di tempio greco ci sono anche il monoptero e il tolos. Vedete entrambi a pianta circolare, con delle piccole differenze. Il tempio monoptero è definito da un recinto di colonne, quindi privo anche di copertura, può essere anche privo di copertura, è un recinto che va a segnalare in un'area sacra, in un santuario, un punto particolare. Vuole evidenziare o un altare, che è in quel punto una statua, o semplicemente segnare un punto sacro per la storia della Grecia, diciamo in generale. Naturalmente poi i santuari hanno ciascuno una propria storia. Quindi colonne libere che definiscono un'area. Il monoptero poi, nella sua evoluzione, può avere o meno una copertura, ma comunque non ha una cella. Il tempio a Tolos ha delle origini molto antiche nella cultura micenea. Ha una valenza funeraria, si parla di tombe a Tolos, tombe a Tolos che il tesoro di Atreo o la cosiddetta tomba di Agamennone fanno vedere in modo molto molto chiaro. Il Tolos originariamente era definito da un tumulo di terra e uno spazio centralizzato anche molto grande. La foto dell'interno ci fa vedere una struttura in pietra a pianta sempre circolare. Qui si raggiungono circa i 14 metri di diametro,
una pseudo struttura voltata che definisce l'area sacra della sepoltura e della sepoltura. Migrando questo modello dalla cultura micenea, vedete che siamo nel XV secolo a.C., alla Grecia di Pericle, ovviamente il modello subisce delle modifiche e quindi si definisce tempio a Tolos. Anche questo, vedete, un tempio circolare nel santuario di Atena al Delfi, ricomposto con quelle 3 colonne doriche, con una cella nel mezzo e una peristasi di colonne libere che lo definiscono. Nel sviluppo di questi modelli e della cultura greca, nel III, nel II secolo a.C., c'è un altro edificio di culto che si consolida e che deriva da queste tipologie di templi piccoli, sempre a pianta centrale, ed è l'Eron. È un luogo di culto che vuole tramandare la memoria di un sovrano che viene, a seguito della sua morte, eroizzato e divinizzato. Vedete che sono delle strutture piccole, sempre a pianta centrale, che non necessariamente dovevano contenere le spoglie del sovrano. Quando i modelli della cultura greca raggiungono Roma, naturalmente vengono influenzati dalla cultura romana e soprattutto il passo in avanti che si fa a livello progettuale, costruttivo, è dato dalle capacità ormai raggiunte a Roma dalle tecniche costruttive messe a punto dai romani. Uno dei primi templi a pianta centrale circolare che ripetono i modelli greci è il tempio di Ercole Oleario, anche detto tempio di Vesta. Un tempio, vedete, a pianta circolare con una peristasi di colonne libere corinzie, che forse non a caso è dedicato ad Ercole. È definito Ercole Oleario semplicemente perché il tempio viene commissionato, realizzato e pagato grazie a un mercante molto ricco, mercante di olio, che appunto si rivolge ad Ercole. Ercole è una divinità, un eroe della mitologia romana, un umano che è l'unico nell'Olimpo romano, l'unico essere umano che diventa, grazie alle 12 fatiche, una divinità. Dico non a caso una divinità maschile, un eroe, perché vedete che migrando i modelli e contaminandosi la cultura greca con la cultura latina, inevitabilmente si hanno i primi risultati nell'architettura. E non è un caso che siamo nel II secolo a.C. Il II secolo a.C. è proprio quel momento nel quale si cominciano a vedere i risultati concreti di quella che viene definita l'ellenizzazione della cultura romana, questa grecizzazione dei costumi che pervade letteralmente la cultura romana e che è visibile progressivamente in tutti gli aspetti della vita, anche nel culto, perché Ercole era Eracle, figlio di Zeus nella cultura greca, diventa Ercole nella cultura romana, figlio di Giove. Ma uno dei risultati più innovativi che si raggiungono a Roma a seguito di queste contaminazioni e a seguito poi del contributo che la cultura romana costruttiva dà ai modelli che arrivano da fuori, uno dei progetti più innovativi, per quello che naturalmente conosciamo noi oggi, è il Tempio di Portumno al porto di Roma. Lo vediamo qui sulla sinistra. No, mi devo girare di qua. Eccolo qua.
pianta centrale, guardate la pianta, è una circonferenza, ma lo spessore murario è interamente modellato dall'alternarsi di nicchie quadrangolari e semicircolari, e ogni nicchia è inquadrata, vedete, da questi cerchietti, sono le colonne libere sulle quali si poggiano le nervature che vanno a tenere la cupola. Vedete, si parte da un modello apparentemente dall'esterno semplicissimo per avere poi in pianta qualcosa di più complesso che consente la realizzazione di una struttura voltata. E appunto non dobbiamo tralasciare il fatto che alla base di tutto c'è certamente l'influenza della cultura greca, ma anche l'apporto concreto che la cultura romana dà a livello costruttivo. Il fatto di aver intuito le potenzialità costruttive dell'arco, del sistema voltato, e quest'altra invenzione strepitosa che è l'opus cementitium. E sono proprio queste due componenti che permettono alla cultura romana di produrre capolavori come il Pantheon. Guardate sempre la pianta, siamo nel secondo d.C., all'epoca di Adriano. E Adriano che decide di ricostruire questo tempio addossato alle terme volute da Agrippa nel I secolo a.C., siamo in Campo Marzio, e il tempio commissionato dall'imperatore Adriano, in fin dei conti, se guardiamo la pianta, è una circonferenza, volendo semplificare, è una circonferenza che è molto simile, ha molto in comune con il tempio del dio Portumno, dio dei porti e delle porte, perché è una circonferenza che ha nello spessore murario lo scavo di nicchie di forma diversa. Ciò che permette però al Pantheon di raggiungere le dimensioni di quasi 50 metri di diametro è proprio l'accoppiata di quelle due invenzioni costruttive romane, l'arco e l'opus cementitium. E l'opus cementitium che permette di modulare gli spessori murari, quindi gli spessori murari diventano più ampi nel punto di maggiore sollecitazione della volta, e l'opus cementitium che permette la creazione di questi cassettoni che non sono un semplice elemento decorativo, ma vanno ad alleggerire la volta creando una griglia di irrigidimento di questa volta. È proprio grazie all'unione di questi fattori che il Pantheon può fare questo salto in avanti dal punto di vista costruttivo rispetto al piccolo tempio di Portumno, tanto da un salto in avanti talmente lungo da consentire poi l'apertura dell'oculo in alto. Ci dà l'occasione anche il Pantheon di vedere, perché purtroppo molte delle architetture romane sono state private nel corso dei secoli dei materiali di rivestimento, ci dà l'occasione di vedere, la preziosissima occasione di vedere cosa fossero le architetture romane in un modo molto simile al loro momento di realizzazione. Marmi pregiatissimi, architetture quindi molto colorate. La dominante rossa di questa architettura ha a che fare proprio con la committenza imperiale. Il porfido rosso era un marmo preziosissimo, difficile da cavare. Le cave già durante il periodo imperiale romano erano in esaurimento e quindi solo gli imperatori potevano attingere alle cave di porfido rosso. L'ordine architettonico che scandisce i registri del Pantheon, sia colonne libere che paraste corinzie.
poco tempo dopo dal Pantheon, sebbene l'impero sia quasi in disfacimento, l'architettura non cessa di sperimentare e di, per fortuna, lasciarci oggetti straordinari da osservare. Ed è fondamentale, mi sto soffermando su questi oggetti perché sono importanti per poter comprendere quali siano i modelli a pianta centrale osservati dai primi cristiani, da un lato, dall'altro quali fossero le tecniche costruttive e fino a che punto si potesse arrivare con le arditezze costruttive. Il Tempio di Minerva Medica è uno di questi. Il cosiddetto, per questo l'ho inserito tra virgolette, il cosiddetto Tempio di Minerva Medica. Per secoli si è creduto che questo fosse un tempio e quindi a maggior ragione, essendo a pianta centrale, essendo creduto un tempio, veniva osservato e studiato. In realtà, sappiamo oggi, si tratta del ninfeo degli orti liciniani. La gens Licinia possedeva in questa zona una grandissima proprietà. Con la parola orti nell'antica Roma si definiva la proprietà di una residenza con giardini e all'interno di questi giardini questo magnifico ninfeo. Siamo, vedete, a ridosso dei binari della stazione Termini e guardate la pianta, ancora una volta una pianta circolare e delle nicchie molto profonde che scavano il perimetro della cella. E guardate gli spessori murari, le nicchie arrivano quasi ad azzerare lo spessore murario. Questo ci dice molto di quanto i romani avessero compreso delle strutture voltate, quindi potevano a questa data, IV secolo d.C., potevano a questa data spingersi quasi all'annullamento, diciamo così, dello spessore murario nella costruzione di una struttura voltata come questa, complessa e di notevoli dimensioni, perché parliamo di una volta di circa 25 metri di diametro. Una struttura complessa che ancora alla fine dell'Ottocento, come ci fa vedere questa incisione, una struttura voltata che alla fine dell'Ottocento era ancora visibile, perché vedete anche in questa incisione si vedono questi costoloni, la volta era innervata da questi costoloni che poi scaricavano i loro pesi, i loro carichi su questi contrafforti. Si pensa che il ninfeo fosse degli orti liciniani, dove sono state rinvenute, in questa zona sono state rinvenute queste due bellissime sculture di marmo pentelico, quella ragazza seduta e un Dioniso. Quindi vedete, siamo ancora nel IV secolo e la gens Licinia ordina del marmo pentelico, quindi le cave a pochi chilometri da Atene, per poter avere delle sculture nella propria dimora che abbiano la stessa luce, lo stesso candore delle sculture greche. Questo è il triclinio d'onore della residenza della gens Licinia, ovvero un salone dei banchetti, potremmo dire, dove appunto si ricevevano gli ospiti illustri. Questo è lo stato attuale e grazie agli scavi archeologici e alle tracce che dell'edificio ne fanno le fonti, questa è la ricostruzione, una delle ultime ricostruzioni fatte del triclinio d'onore, cosiddetto Tempio di Minerva Medica. Le nicchie, vedete le nicchie profondamente scavate, interamente decorate da mosaici a fondo bianco. La struttura voltata è così all'avanguardia, tanto da poter aprire alla base della cupola queste finestre così ampie, finestre che poi
naturalmente riversano la loro luminosità su questi mosaici a fondo bianco bellissimi. Tutta questa sapienza costruttiva, naturalmente, è il punto di partenza per strutture imperiali di dimensioni ancora maggiori. Il primo imperatore che decide di realizzare per sé e per la propria dinastia un mausoleo è Augusto. Per la prima volta uso il termine di mausoleo perché è Augusto stesso che vuole ispirarsi alla tomba del re Mausolo. La tomba del re Mausolo che nel III secolo a.C. veniva nominata tra gli autori greci come una delle 7 meraviglie del mondo. E proprio perché, per l'eccezionalità della tomba del re Mausolo, da quel momento gli edifici funerari imperiali o comunque di dimensioni e preziosità elevate vengono definiti mausolei. Augusto è il primo che decide di costruire per sé e per la sua dinastia, come vi dicevo, un mausoleo e di ispirarsi direttamente alla tomba del re Mausolo. Lo vediamo il mausoleo di Augusto nella Roma odierna, si riconoscono la parte nord di Piazza Navona, eccola qui, Castel Sant'Angelo. Pone il suo mausoleo ai margini sulla sponda del Tevere, su una grandissima base in marmo bianco. Questo è quello che vediamo oggi del mausoleo di Augusto. Non è molto diverso da quello che vedevano gli architetti e gli artisti interessati alle architetture antiche nella fine del Cinquecento, l'incisione che vedete in basso a destra. E grazie agli studi archeologici e alle fonti sappiamo che questa doveva essere la ricostruzione del mausoleo di Augusto, un grandissimo, altissimo basamento circolare, quindi un edificio a pianta centrale in marmo, con un tumulo di terra sopra sul quale erano piantumate degli alberi sempreverdi e al centro del tumulo una seconda struttura in marmo, forse circondata, vedete, da colonne libere, proprio come un tempio monoptero, ed una copertura o conica o, come qualcuno ipotizza, ancora un altro piccolo tumulo verdeggiante. Al vertice di tutto questo la statua in bronzo dorato dell'imperatore. Quindi vediamo che la pianta centrale è ormai diventata, grazie al percorso che ho provato a ripercorrere oggi pomeriggio, no? Dai templi greci, il Tolos, il Monoptero, gli Eron. Ormai l'edificio a pianta centrale è diventato la modalità con la quale si vuole perpetrare la memoria, in questo caso di un imperatore divinizzato, perché ricordiamo che Augusto è il primo imperatore da qui in avanti. Con la cremazione gli imperatori verranno anche divinizzati attraverso la cerimonia della consecratio imperatoris. Non è l'unico Augusto, farà seguito Adriano. Vedete, siamo sempre sulle sponde del Tevere. Quello che è oggi Castel Sant'Angelo era un tempo il mausoleo di Adriano. Ancora una volta una ibridazione tra un tempio monoptero greco, una tomba a Tolos. Vedete come i modelli ormai si sono fusi e hanno assunto delle dimensioni notevoli. Le dimensioni sono possibili grazie a quel modo tutto romano di realizzare
di costruire in opus cementitium e ad utilizzare le strutture voltate. Nel caso del mausoleo di Adriano abbiamo una pianta quadrata. Sappiamo dalle fonti, ma anche per alcuni resti ancora sopravvissuti nel 1400, che il basamento quadrato era scandito a bugnato gentile, un corpo circolare più in alto, vedete anch'esso, come nel caso di Augusto, scandito dall'ordine architettonico. Il tumulo, le piante sempreverdi, un piccolo tempio a pianta centrale, quadrata, e al di sopra di tutto la quadriga in bronzo con l'imperatore che la conduce come il Re Sole. Non a caso il ponte che fa parte dell'opera di Adriano, del mausoleo di Adriano, si chiamerà Ponte Elio. Castel Sant'Angelo oggi ci dà l'idea monumentale, visto che purtroppo il mausoleo di Augusto è dimezzato nel suo volume. Castel Sant'Angelo però ci aiuta in questo, perché ci dà davvero ci restituisce la mole del mausoleo. E ho trovato bellissima la restituzione che ne ha fatto questo studio romano. Guardate che davvero è impressionante, vedete la quadriga che letteralmente, con l'imperatore naturalmente che la conduce, la quadriga e l'imperatore che dominano su Roma, no? Perché immaginate che il Castel Sant'Angelo ha di fronte Ponte Elio e poi il centro storico di Roma, il Campo Marzio, tra l'altro l'area dove gli imperatori venivano cremati. Mentre l'architettura romana quindi fa tutto questo percorso, ereditando un bagaglio che arriva da lontano, la distinzione tra gli Eroa e i mausolei si annulla. I due schemi che vi ho affiancato in questa immagine, proprio per la loro quasi neutralità, spero facciano vedere con molta chiarezza il fatto che ormai, annullandosi la distinzione tra Eroa e mausolei, l'architettura romana ha elaborato un suo modo di celebrare l'imperatore divinizzato e ha creato un suo linguaggio per l'architettura funeraria romana, un linguaggio che verrà a sua volta assunto, trasformandolo naturalmente, dalla cultura cristiana. Tutto cambia per i cristiani nel 313 d.C. L'imperatore Costantino e il suo collega Licinio, l'altro imperatore, decidono che è arrivato il momento di concedere libertà di culto a tutti. Abbiamo discusso, Costantino e Licinio, tutti i problemi che si riferiscono al benessere e alla sicurezza dello Stato. Ci siamo convinti di dare ai cristiani e a tutti piena libertà di seguire ognuno la religione che voglia. È bellissimo quello che dice adesso l'editto, affinché quanto è di divino nella sede celeste, chiunque sia nella sede celeste, si rivolga pacato e propizio a noi e a tutti i nostri sudditi. Nel 313 per i cristiani comincia a cambiare il mondo e l'editto è dà il là a questo cambiamento, o forse l'editto arriva nel momento in cui lo stesso imperatore si rende conto che la comunità cristiana è diventata talmente grande, talmente vasta, da non poter più ostacolare nulla, e quindi per questo c'è la premessa, per il benessere e la sicurezza dello Stato. Il culto quindi dei primi anni del cristianesimo si svolge in un determinato modo, si parla delle domus ecclesiae,
I romani in piccolissime comunità si riunivano in abitazioni. Non c'era ancora l'esigenza di avere degli spazi appropriati. Il cristianesimo eredita dall'ebraismo una concezione assolutamente spirituale della religiosità, che non dà valore agli aspetti materiali della celebrazione, e per questo quindi gli altari non sono degli altari, qualsiasi tavolo di queste domus ecclesiae veniva tirato nel mezzo della stanza e diventava l'altare della celebrazione. Fin dall'inizio però l'attenzione dei romani è posta proprio all'architettura funeraria. È posta all'architettura funeraria per un semplice motivo, perché per i cristiani è importantissimo il culto dei morti. Credendo nella risurrezione dell'anima e del corpo, hanno bisogno di curare la sepoltura. Mentre a Roma è diffusa in modo equo sia l'inumazione che la cremazione. I cristiani, volendo inumare i propri cari, fin dall'inizio cercano dei luoghi dove possano essere appunto sepolti, non mescolandosi ai pagani, per garantire appunto la cura corretta del defunto. La legge romana impediva la sepoltura all'interno delle mura, è per questo che lungo le strade consolari, immediatamente fuori dalle mura di Roma, si concentravano proprio le sepolture. Questa è una veduta della Via Appia antica e molto probabilmente era un modo, quello di attestarsi sulle vie consolari, di avere visibilità, nel senso che qualsiasi viandante arrivasse a Roma percorrendo una strada consolare, nelle ultime miglia, prima di entrare in città, poteva leggere i nomi di famiglia, riconoscere delle sepolture. Dobbiamo immaginare naturalmente una Via Appia molto più simile a questa incisione, e questa incisione mi è utile anche perché ci mostra in modo molto chiaro quella che è questa fusione di tutte le culture micenea, greca, latina, di cui ho provato a parlarvi. La cosa che vi ho detto poco fa, no? Che l'Eron e il mausoleo, la tomba a Tolos, il monoptero si fondono nella architettura funeraria imperiale. Nel loro piccolo anche le vie consolari ci fanno vedere quanto l'architettura funeraria si leghi all'edificio a pianta centrale, all'Eron. Guardate qui, se escludiamo dei semplici sarcofagi, delle edicole o delle colonne, dei piccoli obelischi, abbiamo, vedete, tutti edifici a pianta centrale, quadrata, circolare. Questo in particolare mi piace perché ricorda molto proprio il mausoleo di Alicarnasso. Quindi vedete come si consolidino questi modelli e in piccolo vengano persino riprodotti nelle tombe di famiglia. Naturalmente in questi casi parliamo di aristocrazia romana. Dal secondo secolo si può dire che i cristiani quindi ereditino tutto questo patrimonio e elaborino una loro architettura funeraria, i martiri appunto, che come dicevo all'inizio sono, la parola deriva dal greco e ha a che fare con la memoria, quindi non necessariamente con i martiri, perché gli edifici, i martiri appunto, sorgono per proteggere anche luoghi che hanno a che fare con la fede, non necessariamente reliquie o corpi di santi.
La tomba di Pietro ci permette di aprire una finestra su questa architettura funeraria. La tomba di Pietro si trova in una necropoli, si trovava meglio in una necropoli, di quello che era una necropoli realizzata all'interno di un circo di Nerone poi abbandonato e concesso appunto come luogo di sepoltura. Si acquistava il diritto di sepoltura e naturalmente acquistare un diritto di sepoltura per progettarsi un mausoleo di questo genere o anche di quest'altro era molto più costoso che non un diritto di sepoltura talmente ridotto da permettere semplicemente l'apertura di un cunicolo per poi andare sottoterra e andare a definire nelle catacombe, in quelle che noi oggi chiamiamo catacombe, gli spazi funerari per le prime comunità cristiane. Quindi i primi corpi di santi, i primi luoghi, i primi martiria, i primi luoghi della memoria cristiana sono, essendo nella maggior parte dei casi fuori, vicino alle necropoli, sono fuori dalle mura. La tomba di Pietro, e questa è una che vedete con la parete rossa, è una ricostruzione archeologica, c'è realmente quella parete rossa, è sintomatica di quello che sta accadendo, perché la tomba di Pietro nel suo piccolo riproduce un piccolissimo altare di un Eron. Cos'è Pietro se non un eroe per i cristiani, oltre che essere il primo papa della cristianità? Una piccola edicola che segna una nicchia, eccola qua, attraverso la quale si può guardare la tomba di Pietro. Fin dall'inizio è importante la visione, il contatto visivo, se non tattile, con la reliquia, l'oggetto, il luogo, la tomba. Quindi, come vi dicevo, siamo fuori dalle mura di Roma, vedete quella linea nera sono le mura aureliane e i primi luoghi del culto cristiano legati quindi alle cerimonie funerarie sono San Pietro, Sant'Agnese, Santi Pietro e Marcellino e San Sebastiano. Nel definire questi santuari suburbani, perché forse la parola che più, per la sensibilità odierna, che più correttamente traduce la parola martiria è santuari, vanno ad adottare schemi basilicali che possono essere più o meno centrici a seconda delle necessità. E ora vediamo come si articolano. La chiesa di San Sebastiano, la basilica di San Sebastiano, che tra l'altro sorge al di sopra di un sistema di catacombe tra le più antiche di Roma, ci permette di comprendere proprio l'evoluzione delle tipologie. Appartiene la Basilica di San Sebastiano a quelle basiliche definite con deambulatorio circiformi. Circiformi perché vedete, avendo questo abside così pronunciato, sembrano quasi sorte al di sopra di un circo. Si è creata spesso questa confusione tra gli archeologi. Ora la cosa è stata chiarita definitivamente. Il fraintendimento era anche dettato dal posizionamento della tomba di Pietro, che era realmente all'interno di un circo, il circo di Nerone. Nel caso di San Sebastiano, come nel caso di altre basiliche che ora vedremo, la basilica è circiforme ma non ha niente a che fare con dei circhi romani. Si dicono basiliche circiformi o con deambulatorio ad corpus perché proteggono, la basilica sorge per proteggere il corpo. Potrei dire scherzando il corpo del reato, nel senso che per corpo non dobbiamo anche in questo caso intendere necessariamente il corpo di un martire, il corpo di San Sebastiano, ma
si può proteggere il corpo, la memoria di un evento. Nel caso di San Sebastiano si protegge certamente il corpo di San Sebastiano, che però è arrivato dopo in basilica. La cosa principale che si protegge è la memoria del fatto che in quella basilica siano state conservate le reliquie dei corpi di Pietro e Paolo, protettori di Roma, durante il periodo delle persecuzioni cristiane. Reliquie che poi hanno trovato loro collocazione, no? Pietro, dove abbiamo visto, e Paolo nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Per questo la Basilica di San Sebastiano si chiama anche Basilica Apostolorum. Si fa riferimento agli apostoli Pietro e Paolo. Primi anni della vita cristiana, primi anni del cristianesimo. Intorno al luogo dove si conservano queste reliquie iniziano a sorgere quelli che gli archeologi chiamano triclia. La parola evoca i triclini romani e li evoca giustamente, in modo appropriato, perché nei primi anni del cristianesimo era fondamentale la celebrazione per i defunti, e in questo caso illustri perché c'erano le reliquie degli apostoli, una celebrazione che avveniva con dei banchetti funebri. Quindi, in corrispondenza di quello che avveniva in realtà nel sottosuolo, si realizzarono all'inizio, questo disegno è molto chiaro, dei semplici portici, delle aree porticate, dove poter in compagnia svolgere questi banchetti funebri. Con il passare del tempo, naturalmente, con l'aumento dei cristiani, questi banchetti così provvisori, vedete, fatti in legno e mattoni, diventano certamente qualcosa di più articolato, diventano un'architettura. È per questo motivo che tutte le basiliche paleocristiane hanno un quadriportico di ingresso, luogo di sosta e di accoglienza per i pellegrini, e 3 navate. Questa è la pianta di San Sebastiano, vedete le 3 navate. Ora naturalmente vedete tutte le integrazioni successive, ma credo sia molto ben visibile il fatto che la basilica sia divisa in 3 grandi navate e che le 2 navate secondarie si convergano tutte e 2 alle spalle dell'abside, creando un circuito unico. Cosa dobbiamo immaginare che avvenisse qui nel 259? Vedete, siamo prima dell'editto di Costantino. La basilica prende questa forma circiforme perché c'è la volontà di segnare il centro del luogo. E un modo per centralizzare il luogo da proteggere, del quale tramandare la memoria, è proprio realizzare questo deambulatorio. Il bollino rosso ve l'ho messo proprio per indicare il centro, l'area più sacra di tutta la basilica. Dobbiamo immaginare delle navate, anche la centrale, completamente invase da sepolture terragne, e il banchetto funebre che si svolgeva nella navata centrale, un unico banchetto funebre. Dal 259, sappiamo, si consolida la tradizione di celebrare la memoria degli apostoli Pietro e Paolo con i refrigeria. Era una tradizione romana questa, per onorare i defunti, che viene assunta dai cristiani, e dal 259 ogni 29 di giugno in questa basilica cominciano a celebrarsi i refrigeria. 29 di giugno, giorno dei santi Pietro e Paolo. Un'altra basilica simile a quella di San Sebastiano è questa di Sant'Agnese. Vedete, non più esistente, abbiamo una traccia della muratura perimetrale.
Naturalmente, non vi ho detto una cosa, tutte queste costruzioni a pianta centrale, più piccole o più grandi, sono sepolture, perché naturalmente i cristiani volevano essere sepolti a loro volta quanto più vicino possibile al santo a cui erano devoti, alla reliquia, e quindi queste navate diventano, queste basiliche, chiedo scusa, diventano un polo di attrazione per quanto riguarda l'architettura funeraria. Sant'Agnese, appunto, la Basilica di Sant'Agnese corrispondeva esattamente come San Sebastiano il luogo nel quale era sepolta la martire, ed è qui, vedete, che poi verrà realizzato, ora lo vedremo, un importantissimo mausoleo a pianta centrale. Ciò che cambia, come vi ho detto prima, è l'editto di Costantino nel 313 d.C. Cambia anche per un altro motivo, diventando la situazione, intendo, diventando lecita la religione cristiana, anche l'imperatore può diventare committente, anche la nobiltà romana può diventare committente. E infatti Costantino sarà committente delle più importanti basiliche cristiane. Ne vediamo 3 qui nella stessa scala, proprio per permetterci il confronto dimensionale tra la prima in alto, che è San Pietro, la San Pietro costantiniana, in basso a sinistra il tempio, la chiesa del Santo Sepolcro, e a destra la Basilica della Natività a Betlemme. Vedete che sia San Pietro che la chiesa del Santo Sepolcro sono orientate con la facciata ad est. Sono disposte in questa tavola, il nord è in alto nel foglio, quindi la facciata è ad est. Inizialmente anche San Giovanni Laterano, un'altra fondazione costantiniana, ha la facciata ad est. Inizialmente si fa questa scelta per l'idea di avere all'alba il fascio di luce che entra mentre si celebra sull'altare maggiore, i fasci di luce che entrano invadono la navata, che quindi invadono i fedeli. Più tardi, poco più tardi, si invertirà l'orientamento. Nonostante le modifiche subite nel corso del tempo da queste chiese, sono ancora riconoscibili i caratteri dei mausolei imperiali. Questa è l'Anastasis a Gerusalemme, vedete, ditemi se questa non vi sembra una rotonda imperiale, una grande cupola con un grande foro che domina il sepolcro di Cristo, colonne antiche libere che definiscono l'invaso con, scusate non ve l'ho fatto notare, ma forse l'ho messa anche dopo, sì, con un deambulatorio. Questa è la situazione attuale, vedete come il deambulatorio non si perde minimamente, non è stato alterato minimamente, sempre per quella necessità di vedere, di potersi avvicinare. Betlemme, chiesa della Natività, dimensioni più contenute, ma vedete abbiamo ancora una volta il quadriportico che segna quasi, vuole essere quasi una piazza di accoglienza, un suolo già sacro di accoglienza per i fedeli prima dell'ingresso in basilica. Il quadriportico aveva anche nelle prime basiliche l'acqua, le abluzioni che erano comuni a questa data alle 3 religioni monoteiste. La fontana delle abluzioni al centro del quadriportico e poi l'ingresso. Vedete che abbiamo un ottagono sul fondo. L'ottagono è il mausoleo imperiale di Cristo divinizzato che protegge
in questo caso non una reliquia, ma il luogo dove Cristo è nato. Un luogo che può essere visto avvicinandosi, percorrendo l'ottagono e guardando in quell'oculo preziosissimo. Perché dico un mausoleo di Cristo divinizzato? Perché la chiesa della Natività e in particolare l'area della nascita di Cristo è analoga nella sua, già solo per il fatto di essere ottagonale, al mausoleo di Diocleziano, un mausoleo che oggi è ancora tuttora visibile perché è stato integrato nel Duomo di Spalato e che è, guardate, un ottagono, quindi ancora una volta una pianta centrale, le nicchie, tutto quello schema quegli schemi che vi ho fatto vedere finora, no? Le nicchie che modellano il perimetro dell'ottagono, le colonne libere che poi vanno a ricongiungersi con le nervature della cupola. Come vi dicevo prima, diventando lecito professare la propria religione, anche l'imperatore diventa committente e con la figlia Costantina realizzano a ridosso della basilica di Sant'Agnese, cui Costantina era devota, il mausoleo per la figlia di Costantino, poi erroneamente chiamato Santa Costanza. Un edificio semplicissimo, in mattoni. Tutte le architetture di questi primi secoli del cristianesimo sono all'esterno in materiali poveri, in questo gioco tra il corpo esteriore in analogia con il fedele, no? Il credente, un corpo esteriore completamente nudo e un'anima preziosissima. Vi invito ancora una volta a guardare la pianta, guardate qui ancora una volta una semplice circonferenza, apparentemente una semplice circonferenza, con le nicchie che si alternano. In questo caso, diversamente da quello che avveniva ad esempio al Tempio di Portumno, le nicchie si alternano anche qui come nel Tempio di Portumno, ma vedete che segnano una croce. Le nicchie maggiori sono posizionate in corrispondenza degli assi principali e quindi segnano una croce. È uno dei fattori che distingue l'architettura cristiana dall'architettura imperiale. Segnare una direzione è importantissimo perché è l'altare è il fulcro di tutto, ma anche negli edifici a pianta centrale, come in questo caso, è necessario evidenziare la croce. L'esterno, vedete, completamente nudo e crudo, l'interno preziosissimo. E considerate che oggi come oggi il mausoleo di Costantina ci mostra molti meno rivestimenti, materiali antichi che sono stati asportati. Colonne libere, coppie di colonne libere che reggono, vedete, degli arconi possenti tali da permettere la costruzione al di sopra di un tamburo alto ed una cupola che riesce ad essere completamente illuminata, quindi creando un gioco sempre pensando all'anima e al corpo e a questa doppia faccia dell'architettura paleocristiana, no? Questa nudità, questa semplicità esteriore e la ricchezza interiore. Si crea anche un gioco di luminosità tra la penombra del deambulatorio e invece la luminosità fortissima del vano centrale. Eccoli qui i mosaici, dei mosaici splendidi a fondo bianco che quindi
pur non ricevendo la luce naturale diretta, riescono a rifrangere tutta la luminosità che invade la parte centrale del mausoleo. I temi sono quelli pagani, ma vanno benissimo anche per la cultura cristiana, perché vedete a destra ci sono tralci di vite, a sinistra in quel disegno geometrico, oltre alle figurine, ci sono dei volatili, del vasellame per le libagioni da offrire agli dei, ma le libagioni da offrire agli dei sono anche, vanno benissimo anche da offrire ai cristiani, defunti. Vedete il pavone, le anfore, il pavone, le anfore, i tralci, le cornucopie o gli agrumi, un sistema decorativo che si presta tranquillamente ad essere riletto in chiave cristiana. Eccolo qui un'altra immagine del deambulatorio e naturalmente per Costantina un sarcofago in quanto figlia dell'imperatore in porfido rosso. Dalle ultime ricerche alcuni archeologi ritengono che il sarcofago di Costantina fosse nel centro, originariamente, nel centro del mausoleo. In questa identità quindi tra altare, tra mensa per la celebrazione e sarcofago del defunto. Penso che non ci sia molta differenza tra l'interno del triclinio d'onore degli Orti Liciniani e quella bellissima chiesa che è Santa Costanza. Maggiore arditezza costruttiva ce l'ha la chiesa dedicata al primo martire cristiano, Santo Stefano. Ancora una volta questo involucro in mattoni privo di decorazioni. La pianta che vedete qui ci fa vedere ciò che rimane dell'impianto originario, quindi l'aula con il deambulatorio come in Santa Costanza, ma in realtà a Santo Stefano esisteva un ulteriore anello di cui sopravvive solo questa parte. Una struttura davvero complessa che ora proverò ad illustrarvi. Entriamo prima per vedere l'interno. Un peribolo, potrei dire, di colonne libere ioniche, questa volta trabeate, cioè non sostengono degli archi ma hanno una trabeazione, tutte colonne di riuso naturalmente, sono colonne antiche, così come erano colonne antiche quelle di Santa Costanza. Anche qui il circolo di colonne serve a sostenere una parte centrale più alta con una copertura a cupola o a cono, poco importa. Quello che a me interessa sottolineare è che vedete non soltanto si ripetono i modelli, ma torniamo a quegli schemi dei mausolei imperiali. Un anello esterno, vi dicevo, si aggiunge a questo deambulatorio. Questo schema ricostruttivo spero sia abbastanza chiaro. La cosa che a me interessa è farvi immaginare che al di là, vedete questi gruppi di 3 archi, qui ce ne sono 3, qui ce ne sono altri 3, avevano una luminosità assolutamente differenziata. Perché? Questi immettevano in questa parte chiusa e coperta, mentre questi altri 3 avrebbero dato accesso a queste piccolissime corti ma prive di copertura, quindi con la luce naturale che pioveva dall'alto. Eccola qui, una delle ricostruzioni più recenti della chiesa di Santo Stefano. Guardate
gli archi, questi più luminosi, questi più oscuri, di nuovo quelli con la luce naturale. Guardate i marmi, nonostante il deambulatorio in questo caso non abbia delle volte con mosaico, abbiamo una profusione di marmi colorati che è strepitosa. Il tamburo, diciamo, il punto di appoggio della cupola o la pavimentazione completamente analoga, simile a quelle che possiamo vedere ancora oggi nel Pantheon. Quindi un terzo anello dal quale, come si vede in questa ricostruzione, traguardare il centro del centro. L'architettura deve ribadisce in questo caso il centro di tutto. E adesso torniamo a San Pietro. L'ho lasciata alla fine per due motivi, non soltanto perché San Pietro è la chiesa più importante della cristianità, ma anche perché, nonostante il fascino di questi martiria, delle basiliche circiformi, di questi mausolei imperiali, il modello vincente che poi segnerà in seguito la storia dell'architettura cristiana è proprio quello di San Pietro. E San Pietro, almeno apparentemente, guardando la pianta che ora vi sto mostrando, non ha uno spazio centralizzato, è una basilica a 5 navate che ha in fondo alla navata centrale il suo abside e il suo altare maggiore. Ma non è così. Non è semplicemente così. Dobbiamo immaginare che al di sotto della chiesa della Basilica di San Pietro ci sia uno dei più importanti e più antichi martiria cristiani, che su questo martirium che è nata la Basilica di Costantino e su questa poi quella che noi oggi tutti conosciamo. Qual è lo schema che Costantino con i suoi architetti fa realizzare? Come vi dicevo, orienta la facciata della chiesa ad est, c'è un quadriportico, una loggia delle benedizioni. La chiesa dà risposta concreta, la Basilica di San Pietro dà risposta concreta ad una chiesa cristiana che a questa data ha cominciato già a gerarchizzarsi. Nel momento in cui si crea una gerarchia amministrativa all'interno della comunità, lo spazio delle celebrazioni deve dare risposta, deve creare un contesto nel quale la gerarchia sia chiara e creare uno spazio che consenta la celebrazione del culto nel modo migliore possibile. Nonostante la Basilica di San Pietro, sia nata come martirium, memoria della sepoltura di Pietro, in realtà Costantino sapeva benissimo che nel giro di poco quella sarebbe stata la chiesa più importante della cristianità e che comunque avrebbe ricevuto folle di pellegrini. Questa stampa cinquecentesca mi piace molto perché dà una bellissima idea di che cosa fossero le folle nel quadriportico di San Pietro. Vedete, con la fontana delle abluzioni ancora al suo posto. Un quadriportico, vi stavo dicendo, è uno schema basilicale a 5 navate assolutamente vincente perché riesce a realizzare in questa modalità uno spazio grandissimo,
che si realizza con poco. Guardate che sistema costruttivo, questo disegno seicentesco è davvero didascalico. Travature di legno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muri tirati su, colonne di riuso, perché le colonne di San Pietro sono tutte colonne antiche, corinzie e composite, recuperate dall'architettura romana. Un sistema che riesce a dare risposte ad una comunità crescente negli anni di Costantino a Roma, ma è un modello che ovviamente viene imitato e rapidamente riprodotto ovunque. Come vi ho detto anche la scorsa volta, chiamiamo basiliche le basiliche cristiane perché assumono il modello della Basilica Romana, questo edificio diviso a 3 o 5 navate, un edificio fondamentalmente nato per l'amministrazione della giustizia e che poi diventa in breve tempo un edificio polifunzionale. A differenza però delle basiliche romane, le basiliche cristiane avevano un orientamento ed è proprio attraverso quello che si dice è proprio attraverso l'orientamento cosmico che l'edificio pagano, che qui vediamo, viene sacralizzato. Nella Basilica Romana l'abside era il luogo in cui sedeva il magistrato, ma il magistrato poteva trovare il suo abside sia sul lato corto che sul lato lungo della basilica. La basilica cristiana senza ombra di dubbio ha l'abside sul lato corto. Questo sistema con colonne libere è efficacissimo perché permette di visualizzare lo spazio nel quale si è senza problemi. Immaginate una chiesa molto lunga come era quella di San Pietro, affollata. Questo sistema è un sistema trasparente che permette anche a chi è nelle navate laterali di guardare l'altare e seguire la celebrazione. In un momento, quello il IV secolo, il periodo di Costantino, in cui la celebrazione dell'Eucaristia non è più il banchetto collettivo di cui parlavo in San Sebastiano, non si celebra più il banchetto collettivo reale, fisico all'interno della Chiesa, ma ormai il sacrificio è ritualizzato sull'altare e questa folla di fedeli deve poter guardare verso l'altare. A gerarchizzare lo spazio in San Pietro e poi, imitando San Pietro in tutte le altre basiliche cristiane, c'è l'abside certamente dove è collocato l'altare, ma c'è anche, ho evidenziato, l'arco trionfale, è l'arco che immette nella zona del presbiterio. Questo affresco di Raffaello ci fa vedere quasi con precisione fotografica come doveva essere la navata maggiore di San Pietro. Colonne tutte di spoglio, l'abside con la pergola di San Pietro e guardate qui in alto nell'angolo c'è l'inizio dell'arco di trionfo che purtroppo il drappo qui, il tendaggio, ci nasconde. Eccolo qui. Alle spalle dell'arco di trionfo la pergola. Questo sistema con delle colonne tortili, vitine cosiddette perché scolpite con tralci di vite che vi si arrampicavano, andavano a costituire il centro del centro, quello che prima ho definito il centro del centro della Basilica di San Pietro. Una delle prime rappresentazioni della pergola di San Pietro è su un reliquiario oggi conservato al Museo Archeologico di Venezia. Un reliquiario molto probabilmente fatto su committenza del Papa da regalare ad un imperatore. Ci è molto utile perché fa vedere, guardate, la pergola con
un telaio che va a segnare quasi come con una cupola il centro della tomba del primo papa cristiano. Eccola qui la pergola più da vicino. Una pergola sacra in se stessa perché quelle colonne tortili erano ritenute provenienti dal Tempio di Salomone, quindi in continuità tra Antico e Nuovo Testamento. Che cosa succede in questo centro del centro, quello che ho chiamato io centro del centro? Si realizza poco dopo una cripta semianulare, una cripta che permette con un deambulatorio sotterraneo di aggirare, passeggiare intorno alla tomba di Pietro al di sotto dell'altare della basilica. Questo è il transetto di San Pietro. L'arco di trionfo è questo qui, che vedete. Era un luogo non accessibile ai fedeli, un luogo quindi che restava completamente libero, silenzioso, solo i celebranti. La necessità di separare il presbiterio dai fedeli fu avvertita subito perché bisognava contenere l'invadenza di questi cristiani che erano desiderosi di approssimarsi ai luoghi della fede. Dopo aver raggirato la tomba di Pietro, si veniva fuori da questa porticina. Il modello, come vi ho detto, è vincente perché i martiria verranno progressivamente abbandonati. Il fatto che a partire proprio dal V secolo l'Occidente latino subisce ripetute invasioni ed aggressioni porterà i cristiani ad abbandonare queste basiliche, questi santuari extraurbani, prenderanno le reliquie e le porteranno all'interno delle mura. Le cripte diventeranno la risposta necessaria a proteggere la memoria appunto della fede da asportazioni e devastazioni. Quindi il modello di San Pietro diventa vincente da entrambi questi punti di vista, sia il modello basilicale facilmente ripetibile, economico, non complesso da realizzare. Immaginate tutti quei sistemi voltati che richiedono delle maestranze specializzate, invece il sistema della basilica è davvero banale. E secondo punto del modello vincente di San Pietro, la cripta, che per motivi politici, geopolitici, da qui a poco diventerà il modo migliore per permettere la conservazione e la protezione delle reliquie della memoria e parallelamente permettere ai fedeli di accedere, di avvicinarsi alla reliquia. Ecco, questo è un altro disegno di Raffaello che ci fa vedere le colonne tortili della pergola di San Pietro, colonne che poi vanno a suggerire a Bernini la modellazione del suo baldacchino. Nell'edicola, nei pilastri fondativi della nuova San Pietro, eccola qui, vengono collocati le antiche colonne vitine della San Pietro costantiniana. E forse proprio con la chiesa cinquecentesca quest'area che nella Basilica di Costantino era apparentemente decentrata ritorna al centro di tutto, il baldacchino proprio a segnare il centro del centro e la confessio che diventa completamente visibile. Il modello, eccolo qui di nuovo, che avrà una sua vita, e il modello basilicale e lo sviluppo architettonico che avranno queste cripte al di sotto delle cattedrali sarà l'argomento che svilupperà il mio collega Gianmario Guidarelli la prossima settimana. Prima di lasciarvi però vorrei così proporvi un percorso che vada al di là dei primi secoli del cristianesimo, perché sebbene
i martiria siano stati poi abbandonati. La ricerca progettuale però ha proseguito su quel filone e vi pongo con una domanda retorica: che cos'è San Pietro in Montorio se non un martirium? San Pietro in Montorio nasce forse nel 1509 circa per segnare sul Colle Gianicolo il luogo del martirio di Pietro. È esattamente uno di quei luoghi dove i primi cristiani avrebbero costruito un martirium. E a proposito della ricerca progettuale che continua, guardate la pianta del tempietto di San Pietro in Montorio, una pianta circolare con le nicchie che modellano gli spessori murari, ma ancora una volta, come vi ho fatto notare accade in Santa Costanza, le nicchie vengono modulate in modo tale che si segni una croce. E tutto il percorso di questo pomeriggio è il motivo per cui nel corso del Cinquecento, prestate attenzione alle date, gli architetti e i papi più colti si accaniscano disperatamente nel tentativo di realizzare finalmente una San Pietro a pianta centrale, un progetto che poi tenterà in extremis Michelangelo ma che non troverà attuazione per i motivi della fede e del culto, le folle che arrivano a San Pietro e che devono poter assistere alla celebrazione, partecipare al culto senza alcun problema. E un altro salto in avanti, oltre che geografico, Torino, la Cappella della Sindone. Anche in questo caso, se questo progetto fosse stato elaborato in un mondo di fantasia da Guarini nel IV secolo d.C., anche questo sarebbe stato un martirium. Abbiamo, come nella chiesa della Natività a Betlemme, abbiamo uno spazio centralizzato alle spalle dell'altare maggiore, un piccolo tempio a pianta centrale che vedete qui emergere alle spalle della cupola del Duomo di Torino, dove si ripetono con linguaggi leggermente diversi, ma non tanto, si ripete il tema del mausoleo imperiale, in questo caso a protezione del Sacro Lenzuolo di Cristo. E anche in questo progetto così distante nei secoli dal III secolo di Costantino, anche in questo progetto la centralità e la luce diventano fondamentali nella definizione di questo spazio coperto da un doppio sistema di volte. Grazie.